lasciamo giusto questa partita perché in realtà mancano 3 punti e se riuscissimo mai a vincere e fare la seconda vittoria di fila ci troveremo già in divisione 8, che non sarebbe male, però dobbiamo vedere chi cazzo incontriamo perché come al solito gli altri hanno i fenomeni e noi abbiamo solo i giocatori del Napoli. Abbiamo festeggiato quando è segnato il 2-1. Wow, gli ho detto. Però mi sono casato perché ho vinto in rimonta, quindi è stato un 3-1 simpatico. Oh. E intanto in tutto ciò, dopo domani ci sta una partita molto importante, ragazzi, perché Napoli-Atalanta. Bisogna un attimo riprendersi dalla sconfitta subita purtroppo al Maradona contro la Lazio. E tutti pensano già alla Champions, ma in realtà dal mio punto di vista questa è la partita più importante. Avversario trovato. Avversario trovato. Giochiamo contro il Barcellona. Forza complessiva 1900. 1900. A meno che non è un enorme fenomeno questo. Vediamo se riusciamo a giocarcela. Vediamo se riusciamo a giocarci la promozione. Vediamo. Dimitrescu, Olivas, Milenkovic, Calabria, fenomeno Calabria, Baltasar della Rosa, Hiki, Moldovani, Nunez, Neymar, Ronaldinho e Messi. Vabbè, comunque qualche Gesù ce l'ha. Dimmi adesso cosa senti, eh? Cazzo, Cavara sta male. Porca puttana, devo giocare senza Cavara. Mario Rui come al solito va in panca. Cavara gli faccio fare almeno il primo tempo, dai. Sì, ok, allora ho trovato l'impostazione, va bene. Vedi adesso in partita, pe. Adesso meglio, vedi in partita come va. Altrimenti abbasso un altro po'. Però ho capito qual era l'impostazione, stava più sotto, non deficiente. Vabbè, tanto Caressa a me non mi interessa, quindi secondo me è pure meglio che l'ho tolto. Che dici? Comunque ragazzi, comunque. Allora, ci sono, perfetto. Ci siamo. Barcellona-Napoli per la promozione. Hanno un attacco stellare, ma forse in difesa possono essere un po' più carenti. Vediamo. Si parte. Attenzione. Recuperiamo subito palla con Lobotka, Kim. No, dopo rimettilo. Che devo rimettere? Aiuto a farsi 2 risate. Ah, Caressa, ok, dopo lo rimette, ragione. Va bene, per il momento Caressa non l'abbiamo, quindi avete solo me. Partita senza Caressa. Proviamo a concentrarci. Attenzione, attaccano. Porca troia. Cambio di gioco pazzesco, ma il capitano chiude tutto. Grande Lobotka, recupera palla e subito smissa per il Ciuchi Lozano. Dentro per Osimhen. Zielinski, attenzione 1-2 con Kvaratskhelia. Mangi un bappinato mano e Piero, va a posto. Ok, Lozano recupera più prima palla per Osimhen, dentro per Zielinski, dentro. Non mi capitato. Paratone del portiere. Beh, penso che purtroppo devo aspettare che... Mo provo a mettere pausa, ma penso devo aspettare che finisce la partita per rimettere Caris. Però mo ci proviamo. Zielinski in mezzo. Attenzione. Di Lorenzo. Salvataggio praticamente sulla linea. Zielinski. Grande chiusura di Zielu. E ripartiamo da Meret. Subito per Kim, che si fa rubare palla. No, era Oliver. Scemo Oliver. Grande Kim. Kim invece la recupera. Lobotka dentro subito per Kim. Passaggio sanguinoso di Lobotka, ma Meret c'è e fortunatamente para. Di Lorenzo, capitano, prova a darla subito a Ciuchi Lozano che recupera palla. Ancora per Di Lorenzo. Prova a cambiare gioco verso Olivera che anticipa Ronaldinho. Lobotka. Zielinski, dribbling incredibile. Osimhen dentro per Anghissà, che purtroppo si fa rubare palla. Recupera subito Zielinski, però ancora Anghissà. Kim riesce a non perderla. Del fallo laterale. Vediamo se nelle impostazioni riusciamo a fare qualcosa. Audio, vediamo. Sì, lo posso fare, perfetto. Quindi reimpostiamo la telecronaca a Caressa e la musica la lasciamo sempre. Vediamo se ce l'abbiamo di nuovo. L'avversario non ha ancora finito. Beh, non so se ci sei ancora. Vabbè, comunque ho reimpostato Caressa. Vediamo se me lo dà.
Kim. Però non parlo. Vabbè. Meret. Oliver, eccolo qua, eccolo qua. Kvaratskhelia, grandissimo. Zielinski. Dentro per Lobotka, Anghissà. Lentissimo a girarsi Anghissà, però troppo lento. E adesso grande capitano che recupera la palla. Ancora per Anghissà. Ciuchi, capitano, ancora per il Ciuchi. Si fa fermare, ma è fallo. Beh, vedi, adesso secondo me dovrebbe andare bene. Di Lorenzo, Kim. Cambia fascia per Olivera. Dentro per Zielinski. Vedi Osimhen che si gira. La dà subito al Ciuchi Lozano. Dentro per Anghissà. Dentro, attenzione, Kvaratskhelia. Si gira. Fuori gioco, mi sa. Invece no, Olivera. La gioca all'indietro. No. Va alla ricerca di un compagno Mi davanti. sembra che difendono veramente bene. Rachmani recupera palla, ma purtroppo se la allunga. Anche l'avversario recupera Zielinski. Dentro per Anghissà. Che vede Osimhen. Che vede il Ciuchi, ma niente da fare. Niente da fare, ragazzi, siamo un po' confusionari nell'attacco, è un po' confusionari. Grande Kim che recupera palla, Olivera dentro per Osimhen che si fa anticipare, amici, anticipare. Opportunità per il contropiede. Kim recupera subito, rimette le cose a posto. Meret spazza perché vede Osimhen lungo, grandissima palla per Kvaratskhelia che la dà a Zielinski che si gira dentro per Anghissà. Mamma mia che sta uscendo col favoloso, ma ci bloccano proprio sul più bello. Beh, attenzione però, Kim prova a chiudere di nuovo, che è molto più fisico chiaramente di Messi, e riesce a chiudere. E Anghissà recupera palla. Dentro per Di Lorenzo, per il Ciuchi. Il Ciuchi dentro per Di Lorenzo che purtroppo si ferma, peccato. Ciuchi ancora. Un po' di confusione come sempre. Di Lorenzo alla fine la palla finisce Anghissà, Osimhen. Mamma mia, che attacco confusionario, non si è capito niente. Beh, come va? Dimmi come va. Niente, l'avversario ha messo pausa, perfetto. Osimhen ha segnato Osimhen. Rachmani, attenzione, salta imperioso, alla fine recuperiamo palla. Kim con un brivido. Rachmani lo stesso, Lobotka, attenzione Zielinski, si fa rubare palla. E Kim recupera palla di nuovo fortunatamente. Siamo un po' lentucci, ragazzi, un po' lentucci nei movimenti. Kvaratskhelia, Olivera dentro per Zielinski che si fa spostare, però poi recupera palla e la dà subito ad Anghissà che prova a innescare il Ciuchi che viene, direi che va bene, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, penso. Attenzione, rischiamo l'imbucata, ma Rachmani chiude tutto. Ancora Rachmani che fortunatamente riesce a contrastare bene Osimhen, la sinistra male. Capitano recupera palla, Anghissà dentro per il Ciuchi. Ciuchi viene anticipato e segna. Ci vediamo il primo tempo, va bene, va bene, va bene. È finito il primo tempo. Vabbè, beh, mi sono anche un po' distratto perché stiamo capendo un po' l'audio e tutto. Vediamo col secondo tempo se riusciamo a farci. Ci vediamo il primo tempo. Il resoconto su WhatsApp. Fammi il resoconto su WhatsApp. Vabbè, spero che sta andando bene. Cioè, hanno comunque giocato una prima parte diligente, devono ripartire da qui e rientrare in campo con un po' più di ottimismo. Secondo tempo, raga, proviamo a portarci a casa sta partita, che è proprio il caso. Vediamo se i discorsi dei mister Di Lorenzo dentro per il Ciuchi Lozano. Il Ciuchi Lozano, il cross in mezzo. Kvaratskhelia! Non so cosa si siano detti nell'intervallo, ma sono usciti dagli spogliatoi con il piglio giusto. Hanno ripreso il controllo della partita e la firma bene non così, poteva essere che avanti Napoli. E figurarsi se sbagliava un gol del genere, facile, Grande facile. Gli Kvaratskhelia. hanno concesso troppo spazio e lui si è preso Col brivido, io che stai sbagliando, quindi col brivido, però bene così. Abbiamo segnato, Anghissà recupera subito palla, deve partire Kvara Osimhen, ma purtroppo sbaglia il passaggio. Agli avversari non Adesso resta altra dobbiamo scelta restare che concentrati, prendersi qualche rischio dobbiamo in più. restare concentrati, grande capitano, grande capitano, Dunque, rimessa grande laterale. capitano. Attenzione, provano ad attaccare, cazzo, cambio di campo Olivera al spaventoso. tiro. Maro, Chiude la porta. Maro che si è E hanno mangiato. sfiorato il gol.
Era un'occasione ghiotta, Fabio. Non ha Ma trovato la raga, porta, si è ma la mangiato. difesa avversaria ha avuto un brivido. Che cazzo si è mangiato? Andiamo lunga con Meret. Andiamo lunga con Meret. Osimhen che la smista per Anghissà. La Anghissà, parete grande. difensiva oggi è Niente da difficile fare. da girare. La mette sulla sinistra. Attenzione, Lobotka deve chiudere. Bravo Lob, bravo. Bravo Lob, La bravo palla Lob. verrà Grande. rimessa in gioco con le mani. Ascoltiamo un attimo l'audio di Peppe. Beh, buonanotte a voi, figurati, grazie a te, grazie a voi, diciamo, che aveva chiamato viste e mi date queste imbeccate. Comunque per il rumore di sottofondo che senti è la ventola, quindi sì, si risolve magari con un microfono, poi vediamo come va, poi moccatto magari un microfono, o me ne prendo uno. Bene ragazzi, abbiamo fatto anche una sostituzione, abbiamo tolto Kvaratskhelia che comunque non era proprio in forma, anche se ha segnato, e abbiamo messo no, attenzione, leggerezza assurda. Mamma mia, miracolo di Meret, raga. Ha fatto una leggerezza spaventosa, veramente. Però intanto ripeto, abbiamo messo Giacomino Raspadori, ma continuiamo a sbagliare in maniera assurda. Ma Kim, Questo è un passaggio quantomeno discutibile. fortunatamente la riprende ancora Kim. Mamma mia ragazzi, Osimhen dentro per Raspadori, però fuori gioco. Posizione irregolare però. Fuori gioco, di veramente un nulla. Vabbè ragazzi, va bene così. Cerchiamo di difendere almeno un po' il risultato, fuori gioco anche loro. Stiamo vincendo 1-0 che tanta roba raga, perché superiamo nelle prime due partite, supereremo subito la divisione 9 e approderemo all'8. Attenzione, proviamo ad andare lungo da Osimhen che però si fa anticipare e Kim prova a contrastare Messi, tira e fortunatamente va largo, fortunatamente. Va bene così ragazzi, va bene così. Avanti Napoli, cerchiamo di attaccare un pochino per spaventarlo un po'. Kim dentro per Ciuchi Lozano, Anghissà che si fa allunga un po' troppo la palla, Rachmani grandissimo per Lobotka che va lungo per Osimhen, prova a darla a Raspadori ma purtroppo viene contrastato. Raspadori non riesce ad arrivare sulla palla e ancora Kim, il capitano, fantastico per Lobotka, sinistra subito. Ragazzi stanno recuperando molto facilmente palla e questa cosa non ci giova perché non riusciamo a contrattaccare. Però qui Anghissà vede Raspadori, palla molto larga e sbagliata purtroppo. Mazzilischi recupera subito palla, Osimhen stavolta smessa subito per Raspadori e lo trova. Attenzione, cross in mezzo di Raspadori, palla troppo sul portiere. Attenzione, puttanata il portiere avversario, recuperiamo palla. Qui Rivera sbaglia ma recupera subito Zielinski la palla che la riperde. Ottimo ragazzi, c'è sempre molta confusione. Lobotka riesce a intercettare un po' la palla e poi il capitano ragazzi, il capitano fantastico, il capitano. Anghissà vede partire Raspadori, palla molto impegnativa.
molto impegno, cioè 16 secondi, vorrei fare una sostituzione ma la vedo dura. Anghissà, attenzione, Ciuchi Lozano, Evita l'avversario con un dribbling elegante. Ciuchi, Gran prova di forza. calcio palla d'angolo, recuperata. invece Un no. tocco Palla infelice loro. salva la situazione. Si Ragazzi, siamo al dispera e ne ha tutti i 73esimo, motivi. vediamo Ha se riusciamo a commesso fare un una errore che non sostituzione ti al volo, aspetti sarà da un giocatore di questo difficile. livello. No, vorrei mettere Elmas al posto di Anghissà, vai, basta, va bene, si vola, si vola, si vola! Bene così. Bene ragazzi, aspettiamo lui che finisce. Abbiamo messo Elmas al posto di Anghissà. Siamo 1-0. Siamo 1-0 e possiamo provare a portarla a casa questa divisione 8. Dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere assolutamente. Cambio de jugadores. Vediamo se riusciamo C'era movimento in panchina, a resistere fino alla fine, ma chi ha penso scelto di proprio far di sì. entrare in mister. L'allenatore Ci proviamo. sceglie di giocarsi la carta Tanto dell'imprevedibilità, Olivera Fabio. prova a Può fare contrastare, la differenza palla negli nostra, ultimi 30 palla metri con i nostra, suoi ottimo. assist. Zilischi, vede Lobotka, gliela dà, Lobotka gliela ridà, palla per Zilischi che se ne va. Prova a metterla in mezzo, cross strano, più che altro per non perdere palla in una zona Stanno rischiosissima. cercando chiaramente di farne un altro. Di Lorenzo, Con grandissimo per insistenza, Lobotka Fabio. che purtroppo Una fa buona un fase errore non da lui, offensiva e ma la recupera miglior palla difesa. dentro per Elmas Fungendo che così vede tengono il fulcro del Osimhen. gioco lontano dalla loro area di rigore. Peccato ragazzi, peccato, bene così, avanti Napoli. La gioca sulla destra. Olivera, oh, grande Non ha Olivera, avuto fortuna con il Rachmani, suo suggerimento in profondità. dentro per Qui non è Olivera, stato sufficientemente preciso nel passaggio. Zilischi si allunga palla inutilmente, porca troia, forse è un po' stanco raga, un po' stanco Hanno Zilischi, ottenuto un fallo laterale. Attenzione Olivera, ancora per Zilischi che vede Raspadori. Raspadori, dentro per Zilischi Zelinski. ancora, dentro Sceglie per di andare per vie Raspadori, verticali. dentro Cross quella di in mezzo. Raspadori. Ottima lettura Osimhen di non gioco, ci arriva recupera per palla. un pelo ragazzi, azione fantascientifica, ma niente da fare. Rachmani ci mette una pezza, Sulla intanto destra. prova a chiudere Olivera, forse un po' fallo, invece no, Devono Lobotka recupera pareggiare palla, e fanno bene a prendersi qualche dentro rischio anche i Raspadori, difensori per pallaccia accompagnare per la manovra. Zilischi, capitano ci mette una pezza e salva E tutto. questo è un passaggio quantomeno Lozano per discutibile. Osimhen, ma attenzione, la squadra avversaria Ci prova, prova con un pallone sta profondo. provando ad attaccare alla Allarga il grande, gioco con pallone ci a provano, sinistra. ma Kim, Corner, chiusura forse favolosa l'ultima di occasione. Kim, chiusura favolosa, Non possono ragazzi. permettersi nessun calo di Veramente tensione in favoloso. questa situazione. Tanto c'è Ronaldinho Gaucho dalla bandierina, dobbiamo stare molto attenti. Vediamo cosa succede, invece ci va Messi, non Ronaldinho, ci va Messi. Mettiamo palla fuori. Messi. Porca puttana, Meret. Che grande parata. Direi che il Ragazzi, portiere qua ce la è stato siamo cavata. impeccabile, difficile fare meglio di così. Meret sinistra per Raspadori, me la dà a Zilischi. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo Purtroppo questo sbaglia, punto. errore madornale di Pallone Zilischi. interessante, in verticale. Fortunatamente sbaglia anche lui Ora e sulla Olivera fascia opposta. la dà per Lozano che smissa Lozano. subito per Osimhen, incredibile. La mette sulla Osimhen, sinistra. azione favolosa, Raspadori. attenzione, Raspadori, Supera il diretto avversario. cross in mezzo, calcio Cross d'angolo, deviato calcio dal d'angolo. difensore, corner. Forse abbiamo messo al sicuro la vittoria ragazzi, calcio E sarà d'angolo, il vediamo. secondo calcio d'angolo Zilischi della dal loro calcio partita. d'angolo. Soltanto uno dall'altra parte. Lozano, Vede lo peccato. scatto e cerca la profondità. Attenzione, C'è Messi. chiudiamoli. E si vince. Finisce così. Ragazzi, si non c'è vince. più tempo. La Si loro vince. scalata verso il sogno si è conclusa nel migliore dei modi, promozione ottenuta in grande stile. Cosa Bene ne pensi ragazzi, del sono match molto di oggi? contento, Sono veramente stati contento. fantastici, Due Fabio, partite, e due hanno vittorie. disputato una grande partita. Dalla divisione 9 passiamo Riuscire a subito alla giocare divisione così 8, mi bene fa in un piacere incontro perché così la scalata fondamentale non è avanza cosa da velocemente. Abbiamo E fanno bene. incontrato comunque due avversari abbastanza tosti, non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, saltiamo insieme le partite, ha raggiunto la promozione, perfetto, abbiamo guadagnato roba. Eccoci qua, saltiamo le partite, 6 punti guadagnati in sole 2, salta e approdiamo così alla divisione 8. Perfetto. Sempre 6 punti per raggiungere la promozione, siamo in divisione 8 e alla prossima live insieme raga ci proveremo. Va bene ragazzi, buonanotte a tutti, bene così, avanti Napoli sempre, avanti Napoli e forza Napoli sempre, ci vediamo presto, ciao.